Qui con mister Colombo del San Vito Lo Capo dopo il pareggio a reti bianche contro il San Giorgio Piana. Mister, una gara complicata, molte lotte al centro del campo, è rimasta bloccata dal primo all'ultimo minuto. Nella ripresa avete avuto molto di più il pallino del gioco, ma oggi sembra davvero impossibile trovare la via del gol per via di una gara che non ha neanche avuto la possibilità di sbloccarsi. Sì, no, è stata una partita estremamente fisica sulle seconde palle, loro sono una squadra ben strutturata, sono venuti qui con l'idea di buttarci sempre questa palla sopra la testa e di andare a riconquistare queste seconde palle. È stata una partita dura, abbiamo costruito poco, loro forse hanno avuto qualche situazione un po' più chiara, noi abbiamo avuto una palla gol con Chieffo, però alla fine lo 0-0 è giusto. Tante assenze per voi, un match complicato a causa di diversi titolari che oggi non potevano prendere parte alla gara o comunque erano acciaccati e sono stati messi in panchina perché indisponibili. Adesso c'è la prossima partita contro il Marsala, la speranza è che la squadra possa tornare al completo perché al completo può fare paura a tutti. Sì, questa settimana abbiamo dovuto fare conto, oltre alle squalifiche di Mustaccia e l'ultima di Ava, abbiamo avuto delle defezioni importanti con Bulades, Guaiana e qualche altro. Sì. Abbiamo giocato per la prima volta, questa è stata la formazione che abbiamo messo con tanti esordienti, una prima punta del 2007, però io devo fare un elogio grandissimo a tutti questi ragazzi perché oggi non era facile assolutamente contrastare il San Giorgio che è venuto qui con l'idea di portarsi 3 punti pieni perché ci ha visto in difficoltà, probabilmente hanno avuto informazioni durante la settimana che avremmo avuto tante defezioni.